amiche e cari amici di Globus Television, buongiorno, ben ritrovati. Anche oggi il nostro appuntamento sarà caratterizzato come sempre dalle rubriche che in qualche modo ci accompagneranno per tutta la prima parte e come sempre anche oggi nella seconda parte invece oggi ci occuperemo di letteratura e volendo anche di teatro per un'opera che è stata portata in scena recentemente e che è un grande classico della letteratura mondiale, vale a dire Romeo e Giulietta, con una trasposizione in lingua siciliana. Voluta e anche interpretata da Alessio Patti. Poi in studio troveremo anche altri ospiti. Questo è il ricco programma di questa puntata che sta per iniziare come sempre dopo la pausa caffè. Hey Globus Television, hey bitches, what's up there? Globus Television, pam pam. From the Shizami. Ben ritrovati, seconda parte del nostro appuntamento. È il momento dell'open space, ma prima di aprire e svelare chi sono gli ospiti di questa puntata, un saluto va a tutti i nostri telespettatori che ci seguono ogni giorno sul canale 819 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e parte della Calabria dello Stretto. Ed un saluto particolare va a tutti coloro che invece ci seguono attraverso il web, attraverso la rete, attraverso i nostri social, le nostre pagine su Facebook, Globus Magazine e Globus Television, e anche il canale YouTube del nostro appunto magazine, così come avete la possibilità di seguirci anche in streaming nella sezione appunto dedicata in alto a sinistra, anzi a destra del vostro teleschermo, la sezione streaming sul nostro sito, il nostro portale di informazione www.globusmagazine.it. L'incontro di oggi è particolare perché è l'incontro con un classico della letteratura, Romeo e Giulietta, celebre opera di Shakespeare. Ma c'è di più, ci soffermeremo su un adattamento teatrale in lingua siciliana che diventa Romeo e Giulietta, trasposizione della versione italiana di Salvatore Quasimodo, di questa che rimane un'immortale opera che è stata curata dal poeta e commediografo drammaturgo catanese Alessio Patti e recentemente è stata portata in scena presso il Teatro Rex di Giarre con diciamo, un ottimo successo, un ottimo riscontro di pubblico. Ne parleremo in studio con i nostri ospiti, quindi prima di svelare il nostro parterre, come sempre, sigla e poi andiamo. E il parterre di oggi è davvero corposo e ricco di presenze, perché parliamo appunto di questo incontro tra un'opera senza tempo, un grande classico della letteratura come Romeo e Giulietta, che incontra la nostra lingua, la lingua siciliana, in questa trasposizione curata da Alessio Patti, che intanto salutiamo e ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno, grazie dell'invito. Con Alessio Patti anche Giusy Di Mauro, che invece è poetessa e che poi ci spiegherà qual è stato il ruolo in questo lavoro. Buongiorno, buongiorno a Giusy Di Mauro. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. E poi un amico anche di Globus Television che è lo scrittore Antonio Sozzi. Buongiorno Antonio. Grazie, buongiorno a tutti, grazie. Allora, abbiamo detto un incontro, no? Quando si parla di letteratura così ad alto livello, insomma bisogna andarci piano, nel senso che conosciamo tutti, no? Romeo e Giulietta, conosciamo le opere di Shakespeare.
ma ci rassicura, in qualche modo ci colpisce come un'opera classica non abbia una collocazione definita dal punto di vista temporale, nel senso che è un'opera che poi si rinnova strada facendo, e si rinnova a volte assumendo quella luce, quei contorni, grazie all'adattamento, grazie alla traslazione, grazie all'uso di una lingua che è diversa da quella dell'originale e che la rende immortale, che la rende sempre attuale. Questa operazione è stata voluta e portata avanti da Alessio Patti, che ha come in qualche modo messo davanti a sé questo ostacolo. È così. Sembra banale, no? Poter tradurre, traslare un'opera, poi bisogna sempre andarci piano, in lingua siciliana, e invece no, c'è tutto un lavoro di ricerca e soprattutto trovare quegli spunti che possono in qualche modo dare all'opera appunto quella contemporaneità che forse l'originale ha un po' perso. Infatti intanto mi complimento del fatto che lei abbia chiamato lingua siciliana questa trasposizione e non come di solito avviene, viene considerata dialetto, no? Una traduzione in dialetto. In dialetto. Noi dobbiamo abituarci, anzi dobbiamo educarci ad accogliere questa letteratura, questa cultura in ciò che rappresenta la nostra lingua e non il classico dialetto, perché questo impoverisce, secondo il mio punto di vista, il lavoro dei cultori che si dedicano affinché un'opera come questa qua di Shakespeare, Romeo e Giulietta e molte altre, assumano un valore importante per noi siciliani, perché tradurre è un atto d'amore, non è soltanto un impegno culturale, un trasportare qualcosa da una lingua all'altra. Prima bisogna entrare nel contesto, bisogna capire come il siciliano vorrebbe sentire un'opera nella propria lingua, direi nella lingua madre dei propri padri, perché noi apparteniamo a questa cultura. Questa lingua un tempo era definita appunto lingua, e i siciliani del passato ne hanno acquisito tutto il valore che noi da 150 anni purtroppo abbiamo perduto. Abbiamo perso, come identità poi di popolo, no? Certo, la lingua unisce l'identità dei vari popoli. E niente, questo Romeo e Giulietta, come altre opere che ho traslato, no? Sì, infatti perché non è la prima. No, non sei è già la prima. confrontato con certo, altri Amleto, classici, certo. Altre cose. Adesso sto traducendo Tanto rumore per nulla, quindi diciamo siamo da questo punto di vista in piena attività, io e il mio gruppo Sicilia Cuore Mio, per produrre opere sempre importanti, visto che ci rimproverano che non abbiamo una cultura importante di base, no? Perché per conoscere una lingua un popolo deve avere una cultura di riferimento. Dicono che non ce l'avevamo, adesso invece ce l'abbiamo, per cui noi stiamo lottando anche giuridicamente affinché venga riconosciuta, ma in maniera seria, non soltanto con le parole, con l'impegno che nelle scuole verrà proposta la cultura del nostro popolo, no? Sì, si dice, ma materialmente no, è già una notizia. È da qualche anno che si sta lavorando a questo progetto, intanto a livello politico, no? Ma adesso credo sia arrivata a definizione questo percorso che dovrebbe portare, utilizziamo ancora il condizionale, come materia didattica di insegnamento, quindi nelle scuole, proprio la lingua siciliana. È un po' colpa, però diciamocelo francamente, no? Nei secoli, nei decenni scorsi, anche un po' colpa nostra, un po' colpa dei siciliani. Ci siamo da soli, abbiamo fatto un percorso che ci ha penalizzato dal punto di vista culturale, ci siamo sentiti un po' inferiori, no? Troppo presi magari da altro.
e questo ha penalizzato di fatto una identità che dovevamo invece difendere e coltivare a denti stretti, perché significa appunto preservare l'identità di un popolo. Vengo e completo il discorso alla nostra ospite, a Giusy Di Mauro, perché lei è poetessa ma è anche appunto la curatrice di questo gruppo culturale che è Sicilia Core Mio, no? Dico, è ancora così importante riaffermare il valore dell'identità della lingua siciliana? Sì, allora intanto ringrazio sempre per questo invito che secondo me è molto proficuo per il nostro territorio, per la nostra Sicilia. Intanto inizio anche a dire che la nostra associazione, il gruppo culturale Sicilia Core Mio, nasce proprio per un fine, uno scopo importante. Abbiamo unito i cuori più sensibili tra noi per fare in modo che la Sicilia possa rinascere, ma non perché era morta, ma semplicemente perché qualcuno ha voluto che lei rimanesse a dormire. E allora cosa abbiamo fatto? Ci siamo uniti e il nostro fine, il nostro scopo è quello di rievocare, fare esumare quelle che sono le tradizioni, il folklore e la letteratura siciliana. E allora come si fa? All'unisono tutti i siciliani di buona volontà devono unirsi in questo, diciamo, attorno a questo grido di speranza, che la speranza significa che qualcosa ritorni nuovamente a far parlare la Sicilia di identità siciliana. E l'identità siciliana la si può avere anche tramite la lingua, oltre a tutto ciò che caratterizza la Sicilia stessa, non facendo perdere il folklore, non facendo perdere le proprie tradizioni. La lingua bisogna riadattarla, farla riabituare ad essere nostra, perché l'identità è necessaria per ogni popolo. Non ci possiamo far perdere attraverso falsi idiomi dati da questo e da quelli. È anche vero quello che diceva lei poc'anzi, che il nostro essere un attimino sballottati qui e lì, non aver avuto per un periodo la nostra identità, probabilmente è stata anche causa delle tante invasioni che abbiamo avuto nel nostro territorio, che ci ha divisi così da farci un attimino perdere il nostro orientamento. Quindi adesso la Sicilia deve essere concretamente unita e dire: noi ci siamo, noi esistiamo e abbiamo la nostra lingua, perché ricordiamo che finché noi diremo dialetto, il dialetto divide. Nel senso che il dialetto è anche vero, è la caratteristica, è la lingua parlata nella zona in cui si parla, ma poi c'è la lingua suprema, la lingua proprio del territorio che unisce tutti questi posti, è anche vero, che caratterizzano. Che il dialetto, a proposito di questo, a volte si differenzia da quartiere a quartiere. Certo, tant'è che diventa incomprensibile per alcune zone. Ci sono radici storiche diverse, sicuramente, no? Invece la lingua dovrebbe, usiamo il condizionale come lei ha fatto benissimo poc'anzi, dovrebbe invece unire tutto il territorio siciliano. E poi quanto è bello sentir parlare siciliano dai nostri siciliani oltre la Sicilia, sparsi nel mondo. Dico, quella è una cosa bellissima. E noi paradossalmente sono stati i siciliani all'estero ad apprezzare di più, ad apprezzare e a conservare di più questa la lingua, infatti. Oggi ci sono delle espressioni che i giovani non conoscono, certo. Perché Perfetto. magari noi qualcosa abbiamo acquisito dai nostri nonni, no? Però poi ci siamo persi anche noi. Ci siamo persi. Perché giustamente, insomma, la contemporaneità a volte ci scaccia. A proposito di questo, Antonio Sozzi, poco fa si accennava al folklore. Non è che per questo motivo siamo passati un po' come appunto lingua folcloristica in alcuni casi, e quindi è stata sminuita, depenalizzata la lingua siciliana? No, anche nello spettacolo, anche nel cinema si è fatto forse un abuso eccessivo di quello che era un po' lo stereotipo anche folcloristico, e non è che per questo invece oggi abbiamo da recuperare questa identità, e credo che l'operazione che state portando avanti sia proprio questo, cioè rinnovare, rendere nuova, proprio dare ai giovani l'opportunità di fare quello che ad esempio i giovani rapper napoletani stanno facendo, cioè continuano la loro tradizione innovando il loro linguaggio, o quello che hanno fatto in Sardegna, un'altra isola. Perfetto. Dove hanno conservato però le grandi radici, tant'è che c'è un'esperienza nata da poco a livello editoriale di una televisione locale fatta tutta in sardo.
esclusivamente magari per i sardi, ma quella è un'operazione che forse bisogna in qualche modo coltivare anche qua in Sicilia, quindi non vedere più la lingua siciliana come dialetto folcloristico o lingua da prestare a questa o quella fiction, a opera cinematografica, ma dare la possibilità intanto di recuperare appunto i termini, no? Me ne viene uno, Muccaturi, che però mio figlio assolutamente non conosce, e magari dare invece ai giovani l'opportunità di utilizzare la lingua in maniera del tutto contemporanea. Assolutamente, infatti io che sono stato sempre un amante della Sicilia, sono siciliano, quando sono venuto in contatto con l'associazione Sicilia Cuore Mio e con Alessio Patti, ho sposato in pieno il programma che loro avevano intenzione di portare avanti, e quindi per quello che riguarda la mia parte cerco e cercherò di fare in maniera tale che la lingua siciliana venga propagandata ancora di più nelle scuole, specialmente fra i giovani, perché è importante che i giovani si appropriino della loro lingua. Questa è per me una cosa importante. Niente a che fare con l'italiano, perché l'italiano ci mancava altro, è la nostra lingua, eccetera. Però è bene, è importante che noi sappiamo anche che cos'è la nostra lingua siciliana. Bene, allora io tornerei un attimo a parlare di Romeo e Giulietta e di vedere il contributo video, se c'è, se ce l'abbiamo già pronto, e poi entrare e capire meglio nel dettaglio quello che è accaduto appunto durante questa rappresentazione al Teatro Rex di Giar, no? Vediamo se parte il contributo video, vediamo se parte il filmato, non è ancora pronto, però torno ad Alessio Patti. Allora, un lavoro impegnativo, no? Poi portare in scena un'opera che è a metà tra l'opera teatrale vera e invece la divulgazione, no? Attraverso appunto degli attori professionisti, e non solo, perché c'è anche il contorno musicale, non secondario, perché è un tappeto che amplifica, no? In qualche modo il racconto, lo rende vivo. Abbiamo inserito appunto dei canti attraverso l'esecuzione di Cinzia Asciuto, che è una cantante folk che propone da sempre questo tipo di cultura che non può morire appunto insieme alle cose importanti che stiamo realizzando adesso nel presente. Io un attimo volevo tornare al discorso di prima un istante, sì, perché si è detto una cosa molto interessante circa la responsabilità dei siciliani. Perché succede questo? Perché come diceva lei prima, i vari dialetti non rappresentano una coine comune, sono, diciamo, il parlato locale. E siccome la lingua la fanno i poeti, la responsabilità del fatto che non abbiamo una coine comune dipende dai poeti. Adesso questa responsabilità ce la siamo presa noi poeti. Difatti, se controlliamo come scrive un poeta palermitano o di Trapani o di Catania, di Siracusa o di Agrigento, ci rendiamo conto che la scrittura è pressappoco identica, al 99% identica. Si sta unificando, diciamo, in termini... Certamente, perché, ripeto, la lingua la fanno i poeti. Se i poeti riescono ad elevare il volgare e lo portano un attimino più su, quindi a fare di questo una parlata aulica, come facevano un tempo i precedenti poeti siciliani del 400 e dell'800, noi ci ritroviamo appunto una coine comune. Bene, allora, finora abbiamo semplicemente dato l'idea, no? Abbiamo cercato di descrivere. Adesso però vediamo quello che è successo al Teatro Rex di Giare, vediamo uno stralcio appunto di Romeo e Giulietta.
fossi felice io, se già una mia mamma ordinaria giustasse chi da so, così bella. Tutti lì devoti, le mie labbra, chi di rossori come a due affrontosi pellegrini, sono pronti a rendere più dolci lo tocco con tenero vasoni. Saggio pellegrino, voi facete in greve torto la vostra mano, che non fece altro che mostrare buona devozione. Pure i santi hanno le mani, e le mani dei pellegrini li possono acciuzzare. Palmo. Le tue labbra purificaro chi di me lo peccato. Allora, le mie labbra portano un peccato che purificano. Lo peccato delle mie labbra? Oh, colpa con docizia rimproverata. Tornami dunque all'ume peccato. Lo si apre l'umerato di tuo balcone. La finestra è l'oriente e Giulietta è lo sole. Spunta, spunta, vostro bello, e astuta l'ambidiosa luna, che già è vacola e l'amicosa di dolore, perché tu, Giulietta, che la servi, sei più bella rida. Ti parla ancora, angelo sperlucenti. Oh, Romeo. Che significa infatti Montecchi? Né mano, né piedi, né braccio, né facce, niente di zucco forma il corpo umano, senza di un uomo. Ma perché? Allora, Romeo, rinunzia alle tue discaccio, tutta mia spesa. Dimmi più parola. Chiamami solo amore. Mia, per quanto morsi, Romeo è condannato all'esilio. Tu condannato all'esilio, l'unica parola, esiliato, pari la morte di 1000 tebardi. Ai mia. Ritornati in studio, avete visto, questo era uno stralcio di Romeo e Giulietta che è stato portato in scena al Teatro Rex di Giarre. Abbiamo detto di questa notevole esperienza, no? Il pubblico come ha risposto? Io direi che ha risposto molto bene, perché era molto attento, molto affascinato, e devo dire, con molta modestia, alla fine dello spettacolo, tutti in piedi ad applaudire. Quindi per noi è la massima soddisfazione, però devo dire che ancora prima di questa presentazione abbiamo avuto l'opportunità di vedere realizzato questo testo dalla compagnia di Francesca Ferro, sì, nel suo Romeo con Giulietta. Quindi anche quello è stato un successo e noi possiamo essere contenti che questa cultura si apra così con grande interesse, sia nei teatri, speriamo nelle scuole e ovunque attorno a noi, perché il nostro progetto è questo, di divulgare dovunque, non è solo una cultura per l'elite, ma per tutti. La Sicilia è terra di cultura. Devo dire che la Sicilia ha, sono dati che tutti conosciamo, no? Oltre l'80% dei beni culturali, anche dei siti UNESCO più importanti, tra i più importanti al mondo. Bisogna consolidare questo percorso, forse accelerare un attimo le tappe per rendere la Sicilia polo culturale di grande attrazione. Tanto si sta facendo, naturalmente voi siete in prima linea, però cosa c'è ancora da fare? Lo chiedo battuta, lo so che i tempi sono quelli stretti, però lo chiedo sia ad Antonio Sozzi sia a Giusy Di Mauro. C'è molto da fare e penso che molto dipenda anche
da noi che ci chiamiamo volontari, coloro che cercano con amore di portare, di fare emergere le bellezze della cultura, la bellezza del paesaggio che rappresentano la Sicilia. E dico sempre che noi dobbiamo essere fieri di essere siciliani, e io sono fiero di essere siciliano. Torno a Giusy Di Mauro, perché mi ha colpito la frase di poco fa, citata poco fa, cioè che il dialetto, cioè la lingua unisce, il dialetto no, quindi una maggiore consapevolezza da trasmettere poi ai nostri figli, ai nostri nipoti. Sì, proprio sì. Io penso che la Sicilia è un attimino il popolo del cuore. Voglio un attimino spiegare questo, quello che intendo. Allora, secondo me questa impresa non è così ardua, ma noi già ce l'abbiamo dentro ed è anche già risolta. Basterebbe solamente far parlare il nostro cuore, essere così come siamo, con la nostra identità, farlo uscire fuori, come il nostro vulcano. Lui quando ha qualcosa da dire fa sgorgare il suo magma, no? E allora il siciliano ha bisogno di far parlare il cuore. Ecco perché la lingua del cuore, quella siciliana, unisce, non può dividere. E quando esiste il dialetto, perché esiste il dialetto, noi lo sappiamo che ogni borgo nostro, ogni nostra piccola località ha il proprio idioma, ma quella è solamente una figlia della mamma, e sua mamma è la lingua, la nostra lingua siciliana, tant'è che io l'ho potuta sperimentare questa cosa proprio grazie al ruolo di nutrice in Romeo e Giulietta. Proprio, a quello stavamo arrivando. Proprio lì. La tua bella esperienza in un ruolo peraltro difficile, no? Difficile perché un attimino, un po' il personaggio della nutrice rappresenta proprio il cuore della mamma, nel senso che non partorisce la figlia, però ha il compito di crescerla accarezzando i valori, i principi, perché noi non dobbiamo dimenticare che la donna nel tempo in cui il nostro Shakespeare ci parla e ci scrive è una donna un po' costretta, no? Sì, costretta ovviamente dall'ambiente familiare, quindi addirittura non è neanche per la famiglia capace di crescere una figlia, e allora la figlia viene addirittura affidata a chi il curriculum ovviamente l'accompagna gloriosamente a questa impresa, a far sua figlia la figlia di un'altra donna. Ed ecco la complicità, ecco lì la lingua del cuore, ecco lì che il siciliano diventa proprio il trade union, diventa il ponte che esiste tra gli uomini siciliani nel mondo. La nutrice si rivolge alla piccola Giulietta dicendogli, incoraggiandola in determinate cose, come invece impaurendola, oppure dandole forza a seconda del momento, proprio come fa una mamma, come solamente la lingua del cuore può fare. Grazie davvero a Giusy Di Mauro, che è stata protagonista di questo lavoro nella duplice veste, no? Sì. Abbiamo visto anche da presentatrice. Hai fatto anche la presentatrice. E quello l'abbiamo capito, perché no, i tempi li tieni in maniera precisa. Peraltro ci hai parlato anche di questo gruppo culturale Sicilia Cuore Mio, che sarà ancora protagonista nella seconda tranche, perché adesso ci sarà un veloce cambio di ospiti, perché continueremo a parlare di Romeo e Giulietta con altri protagonisti. Intanto io ringrazio Antonio Sozzi, spero di riaverti presto dalle nostre parti. Grazie. Naturalmente scrittore e autore, poi ci parlerai magari la prossima volta delle tue opere. E naturalmente salutiamo almeno per il momento Giusy Di Mauro, poetessa. Cambio di scena rapido, torniamo un attimo a vedere, salutiamo i nostri ospiti, perché adesso arrivano altri due ospiti in camera un attimo prima di andare via dallo studio. Che torniamo a vedere uno stralcio di Romeo e Giulietta, e poi troveremo in studio altri due ospiti. Ti metti
tutto fodico. Animosi dente mia, Rugia, da lumene cori, e donami la morte. E queste le immagini di questa opera di Romeo e Giulietta, portate in scena al Teatro Rex di Giare qualche settimana fa, e con le immagini abbiamo avuto modo di seguire anche l'interpretazione della protagonista, vale a dire di Giulietta, che è Ornella Brunetto. Buongiorno Ornella. Buongiorno. E con Ornella Brunetto, l'autore invece di queste immagini, io credo, no? Il videomaker dell'Associazione Culturale Cuore Mio, che è Pino Parisi. Buongiorno. Buongiorno Pino. a voi, grazie. Allora, abbiamo avuto l'occasione quindi di vedere e di capire un po' di più, siamo entrati dentro anche ai personaggi, alla storia. Lo chiedo subito ad Ornella, qual è stato l'adrenalina, no? Il momento adrenalinico di questa tua interpretazione. Sicuramente, allora, innanzitutto ci tengo molto a precisare, io in qualità di attrice, che si trattava di una lettura, non di una messa in scena, quindi il personaggio, per quanto mi riguarda, ancora era all'inizio, doveva... Però posso dire, secondo me, da neofita, che forse entrare in un personaggio e portarlo in scena da attrice, e quindi entrare nella parte, fare tuo il personaggio, forse dal punto di vista proprio del ruolo dell'attrice è un po' più semplice che invece leggere, no, e interpretare leggendo lo stesso ruolo. No, perché la lettura fa parte comunque della preparazione della messa in scena, quindi del personaggio. Però il pubblico come lo recepisce? In maniera diversa, ecco. Perché la messa in scena fa sì che il personaggio è completo, a 360 gradi, e innanzitutto noi attori abbiamo la possibilità di svilupparlo, quindi di scavare dentro la testa il significato delle parole che l'autore ci propone, delle parole dell'autore ci propone per il punto, e quindi entrare, immedesimarci, diventare il personaggio, e rendere vivere emozioni non soltanto attraverso le parole, la parola, come accade durante una lettura, un'esposizione in lettura, ma anche attraverso la fisicità, l'espressività corporea, è tutto, è l'interazione con gli altri attori. Quindi io ci tenevo a precisare questa cosa. Per quanto riguarda la sua domanda, è stata il momento clou per me è stato quello della fiala, ma non potrebbe essere diversamente, perché è il momento più importante di questo personaggio, almeno secondo il mio modo di sentire. Giulietta è un personaggio molto molto complicato, perché è una ragazzina che in tutto il corso del dramma diventa donna, quindi c'è un percorso interiore notevole. Assolutamente. Manca l'altro protagonista di questa storia sulla scena, che è Daniele Bruno, che ha interpretato naturalmente Romeo. Torno un attimo ad Alessio Patti, perché poi chiaramente quando ci si confronta con un testo così importante, oltre alla traslazione, no? E tutto quel lavoro che è stato fatto, bisogna anche poi individuare i vari momenti, far partecipare anche la gente, almeno emotivamente, e nella costruzione di questo lavoro scegliere anche gli interpreti, no? Certo. Non è sempre così scontato e facile, insomma. No, non lo è, ma noi pensiamo di aver fatto un lavoro abbastanza preciso, e col grande contributo, devo dire, di Ornella Brunetto e di Daniele Bruno, due artisti professionisti, ci hanno dato veramente l'emozione, perché poi alla fine quello che conta o recitare o declamare,
quello che conta è quello che riceve il pubblico da questo impegno degli artisti. E io credo che noi abbiamo ricevuto un'emozione veramente forte, che ci ha raggiunto, e questo è il fine ultimo di fare arte. E credo che abbiamo fatto tutti insieme un lavoro straordinario. Invece a Pino Parisi voglio chiedere, lui sì, videomaker, no? Un po' per passione, no? Ti hanno coinvolto, diciamolo così, però lui è sempre comunque membro di questa associazione culturale, ma ha anche un ruolo, no? È sostenitore culturale, ambasciatore dei Cavalieri di Malta, l'Ordine di San Giovanni. Sì, Cavalieri di Malta, che è un ordine importante, no? Anche dal punto di vista storico e culturale, anche per la nostra regione e per la nostra città. Sicuramente, io sono molto onorato di rappresentare l'Ordine dei Cavalieri di Malta OSG, e l'Ordine in questa bellissima manifestazione ha dato il patrocinio, quindi ha sostenuto questa manifestazione importantissima, perché parla della cultura del popolo siciliano, e noi sosteniamo la cultura dei popoli, perché la cultura per noi è conoscenza, e la conoscenza è importante per il popolo perché porta automaticamente benessere, porta un benessere spirituale e un benessere anche materiale. Quindi noi che desideriamo il benessere di tutti i popoli, noi sosteniamo la cultura dei popoli. Quindi in questa occasione i Cavalieri di Malta sono stati veramente onorati di partecipare e dare il loro patrocinio. Per quanto riguarda Sicilia Cuore Mio, io sono molto orgoglioso di far parte di questa associazione, un'associazione culturale e letteraria che gira tutta la Sicilia per portare, diciamo ancora una volta, ridare al popolo siciliano quello che gli spetta, la conoscenza delle tradizioni, la conoscenza della propria lingua, perché un popolo, la forza di un popolo si misura in primis dalla lingua. Quando un popolo viene disarmato della potenza della propria lingua, diventa un popolo povero. Un popolo diventa forte con la propria lingua, indipendente. Quindi noi di Sicilia Cuore Mio desideriamo ridare al popolo quello che gli spetta da centinaia di anni, la propria lingua, quindi il proprio orgoglio e le proprie tradizioni. Oggi come oggi i giovani d'oggi sconoscono tante cose, sconoscono le nostre tradizioni, se non sanno, i nostri padri ci hanno raccontato, i nonni, ma oggigiorno i giovani poco sanno delle vere tradizioni siciliane. Quindi noi di Sicilia Cuore Mio abbiamo il dovere, non solo Sicilia Cuore Mio, tutto il popolo siciliano ha il dovere di divulgare, di tramandare, di far conoscere ai giovani la vera cultura siciliana, che è una cultura enorme, bellezza. La bellezza per noi, sono più che convinto che il riscatto della Sicilia può avvenire solamente con la cultura. Attraverso la cultura. Attraverso la cultura il nostro riscatto, la nostra forza. Ne siamo convinti e lo ribadiamo tutte le volte. Questo è il mio pensiero, quindi io come membro del gruppo culturale Sicilia Cuore Mio mi impegno sicuramente nel divulgare tramite il mio hobby, il videomaker, il fare fotografia e video, filmare e registrare tutto quello che la Sicilia mi può offrire, e naturalmente mi emoziono perché la cultura siciliana è straordinaria e magnifica. Grazie a Pino Parisi, anche perché tu utilizzi tra l'altro un modo, un linguaggio diverso, quello attraverso le immagini, che oggi è preminente, insomma, no? Attraverso i social, eccetera. Quindi divulgare poi la cultura anche attraverso le immagini credo sia una missione importante. Torno un attimo ad Ornella Brunetto, giovanissima, quindi si è confrontata. Sì. Giovanissima, si è confrontata con però la tradizione, la lingua siciliana. Cosa hai scoperto di nuovo, no, in questo percorso?
Ho scoperto, a parte che il siciliano che usa Alessio è un siciliano aulico, un siciliano antico, quindi ho scoperto l'esistenza di termini di cui non sapevo, meravigliosi. Ho scoperto delle emozioni in più, o nuove o diverse, volendo, rispetto alla traduzione in italiano, perché ricordiamoci che Shakespeare è tradotto in tutte le lingue, ma la sua lingua originaria è l'inglese. Per cui questa è una traduzione fatta attraverso la traduzione in italiano, ma le sfumature, i significati di certe parole siciliane possono darle appunto soltanto certe terminologie siciliane. La bellezza è stata proprio quella di ritrovarsi in emozioni attraverso dei termini nostri, miei, in emozioni ancora più intime probabilmente, che mi hanno aiutato a sentire il Shakespeare, questo dramma, nella fattispecie Romeo e Giulietta, in maniera ancora più personale, forse. Ti eri già confrontata con Shakespeare nel ruolo di Ofelia in Amleto, giusto? Sì, vabbè, questa è stata una cosa che feci a conclusione dell'anno accademico del Teatro Stabile del Teatro Stabile di Catania. Era uno scorcio di Ofelia e appunto venni scelta per fare questa cosa. Ma anche nel ruolo importante. della Baronessa di Carini, grande opera firmata da Toni Cucchiara, no? Sì, con sì. la regia in quel caso di un altro grande attore che è Angelo Tosto. Attore e regista, perché poi naturalmente. sì, è stato il mio primo amore, è stata la prima cosa che ho fatto fondamentalmente, la prima opera intera, un musical, ed è stato il ritorno della Baronessa di Carini in Sicilia, e non solo, dopo, non ricordo se 20 anni o 30 anni dalla messa in scena con la grande Emiliana Perina e Leonardo Marino, che saluto. E grandi colleghi, bravissimi colleghi. È stata la cosa, è il mio grande amore, rimarrà per sempre il mio grande amore, perché l'abbiamo portato in scena per tanto tempo, ebbe un grandissimo successo, io ero piccola, giovane, e quindi è stata una cosa bella e lo rimarrà per sempre. È stata ripresa poi più volte in seguito. Assolutamente, torno perché il tempo a nostra disposizione sta per concludersi e mi dispiace, ma torno naturalmente ad Alessio Patti, perché oltre a confrontarsi con i grandi classici, con i grandi autori, con Shakespeare ed altri autori, di recente ti stai confrontando anche stai portando avanti un'altra missione importante. Leggo da queste note che hai pubblicato Vangelus secundum Matteo e Vangelus secundum Giovanni. Tutte e quattro. E poi ancora, sì, adesso ci arriviamo. Vabbè, tutte e quattro. Un'altra bella sfida, no? Certo, Continua la perché torniamo al discorso che facevamo all'inizio, no? Tutti i siciliani, così come diceva Giuseppe Di Mauro, hanno il diritto di ascoltare, di percepire, di provare emozione attraverso la propria lingua madre. Quindi ci siamo posti mai la domanda: che cosa può dire Dio a noi nella nostra lingua? Perché leggere l'italiano ormai, come dire, è una cosa scontata, porta anche determinate emozioni, ma poter leggere o ascoltare la parola di Dio in questo caso e traslata in lingua siciliana ci porta nello spirito qualcosa che nessun'altra lingua ci può portare, perché quello è il diritto dei siciliani, di sentire come in confidenza Dio parla al nostro cuore. Dio parla in tutte le lingue, ma quando parla in siciliano a noi accade qualcosa che altrimenti non accadrebbe mai. Per cui questo è stato un po' il mio lavoro. Prima di tradurre, no? Mi sono calato 1000 volte, anche in una sola frase, in un periodo della Bibbia, e ho detto: in che modo Dio mi può raggiungere attraverso la mia lingua? E sono stato lì ad ascoltare. E forse prima ha parlato lui in siciliano, prima ancora che io intuissi e traducessi. Quindi, avendo percepito questa cosa intima tra me e lui, o tra me e un testo, poi io sono riuscito a cogliere il senso, la radice, e ho tradotto. Che
poi volendo, no, non è che abbiamo scoperto sicuramente l'acqua calda, cioè nel senso che il rapporto intimo che abbiamo noi con il creatore, per chi ci crede, certamente è istintivamente fatto in lingua, no? Cioè quando tu preghi da solo, credo che tutti noi non ce ne facciamo neanche caso, non ce ne rendiamo conto, però dentro di noi parliamo e interloquiamo in qualche modo nella nostra lingua, utilizzando dentro di noi i nostri sentimenti, e quindi esprimere i sentimenti nella maniera migliore è una lezione che già mio nonno, lo cito spesso, mio nonno oggi, i miei nonni, però l'ho scoperto anche da un amico mio napoletano che mi disse: prova a dire questa parola in italiano e vedi come la interpreti, e poi prova a dire la stessa parola lui nella sua lingua, e aveva tutto un altro significato, un altro calore. Quindi diciamo che forse oggi dobbiamo dire ai nostri ragazzi di non vergognarsi evidentemente di coltivare anche dal punto di vista soprattutto culturale la nostra lingua. Parlando di questo mi colpisce quello che Alessio Patti ci ha raccontato, questo percorso bellissimo fatto anche in pochi minuti, a volte per le esigenze di tempo dobbiamo correre, quindi non riusciamo a completare però il percorso. Sul ruolo dei poeti, di chi in qualche modo un attimo si era distratto e non portava avanti più il discorso, che era stato affidato invece ai cantori dell'epoca, no? Ai cantastorie, cioè era quella un po' la coscienza popolare e la cultura popolare di una certa epoca. Poi sono tornati i grandi poeti, i grandi scrittori. Oggi stiamo forse vivendo inconsapevolmente un periodo che ci porta di nuovo a rideterminare il tutto. Negli anni 70, negli anni 80, ma forse anche prima, la cinematografia, anche la letteratura si sono appropriati di un certo tipo di linguaggio un po' folcloristico della Sicilia, se non addirittura poi prestato alle produzioni che hanno riguardato il cinema, la letteratura e le fiction di mafia. Camilleri in qualche modo sta un po' facendo il percorso all'inverso, cioè lui sta ricompattando la Sicilia nell'immaginario collettivo attraverso una lingua più che un dialetto fatto di diverse sfumature. È un tentativo, è un messaggio che comunque in televisione è arrivato, e non a caso la fiction di Camilleri è sempre la più seguita, perché lì c'è tutto un racconto, forse con i tempi diversi rispetto alle fiction, ai film che ci avevano abituato a vedere. So che non è proprio il massimo, ma forse è un granellino di sabbia. Certo, comunque è un approccio utile, ma io direi, senza offesa al grande Camilleri, al grande maestro, la definirei più che altro una grande questione commerciale. Quindi un'operazione più commerciale. Sì, perché la lingua siciliana... Però magari il pubblico recepisce. Certo, ma questo è un esempio. Già questo approccio è utile, appunto perché anche fuori dalla Sicilia la parlata siciliana, diciamo così, in genere colpisce. Ma il discorso è questo: siccome a noi è stata sottratta l'emozione della nostra lingua, proprio da che siamo stati annessi all'Italia, e abbiamo ritenuto appunto il dialetto una cosa bruttissima, la lingua la sconoscevamo, adesso c'è questo ritorno, questo lavoro che stanno facendo i poeti, restituire alla lingua la parte aulica, così chi ascolta capisce che c'è dell'altro, non c'è solo il dialetto. E poi grazie anche al contributo di un altro Camilleri, il professor Salvatore Camilleri, che ha dato alla lingua siciliana veramente, a parte il vocabolario, la grammatica, cioè tutti quegli elementi che servono non solo alle scuole, ma chiunque voglia anche in privato cominciare un percorso per arricchire e approfondire, e sono tutti strumenti utili che ci aiutano a rimetterci in carreggiata e dire a noi stessi e agli altri: siccome siamo figli di una lingua e di un popolo che ha avuto 3000 anni di storia, non ci possiamo fermare a piccole cose. Quindi il contributo degli artisti, degli attori, dei cantanti, perché anche noi continuiamo a proporre non solo le cose del passato, ma anche nel mio caso personale le mie poesie vengono cantate da cantautori, cantanti siciliani, ma anche oltre.
Ma infatti l'isola. secondo me è importante anche poi individuare il ruolo delle o degli interpreti, no? E qui torno di nuovo ad Ornella. Io a proposito di quello, continuando quello che dice Alessio, penso che la Sicilia, il siciliano è un po' sempre stato associato agli atteggiamenti, dove devo guardare? Qui? Agli atteggiamenti mafiosi. E atteggiamenti mafiosi. Che fa? Ci spariamo a chi su? Cioè sono cose pesanti. Invece il lavoro che sta facendo, che è partito da Camilleri, ma che è impreziosito da poeti, artisti, professionisti come Alessio, sta rivalutando, rivalorizzando, dando un imprinting diverso alle sonorità siciliane, del siciliano, e questo è importante perché io da attrice faccio caso che in tutte le fiction o anche al cinema in italiano ci sono normalmente le cadenze in romanesco. Perché non in siciliano? Perché il siciliano non può essere simpatico, non può essere allegro, non può esprimere tutte le emozioni del mondo, soprattutto il siciliano ricco com'è, no? Che è ricco di cultura, quale è. E quindi il lavoro che sta venendo fuori, secondo me, ultimamente, negli ultimi anni, è proprio questo, se posso permettermi. Beh, assolutamente, è tutto condivisibile. Ti chiedo però, a questo punto, torniamo di nuovo a parlare di Romeo e Giulietta. Tu che hai avuto modo di approfondire questo personaggio, chi è la Giulietta di oggi, di questo momento, di questo secolo così liquido, dove appunto forse si sono persi un attimo dei valori da riacquisire, come la lingua siciliana, no? Mamma mia, a me in questo senso mi trovo un po' pessimista perché la vedo dura. Secondo me Giulietta è difficile trovarla, o forse si trova in certi paesi. Ma diciamo così, oggi Giulietta si confronta con chi e su cosa deve riflettere? Giulietta è una ragazza dall'animo candido, dall'animo puro, non condizionato, è anche una timorata di Dio. In tutta l'opera esce fuori questo suo timore di Dio, anche nel suo dire subito a Romeo se veramente mi ami dimmi dove e quando ci sposiamo. Lei vuole mettersi nel giusto, vuole fare le cose secondo le regole. Quindi è saggia e timorata di Dio, e quindi sono due caratteristiche che oggi è molto difficile trovare, purtroppo. Ed è una ragazzina che appunto fa un percorso di maturazione molto veloce, costretta dalle situazioni. E come dicevo prima, appunto la scena della fiala racchiude questo, perché nella fiala c'è questo conflitto tra lei, tra le sue paure, il suo terrore di risvegliarsi nella tomba familiare dove ci sono gli antenati, che lui, Alessio, il grande Alessio, traduce in catananni. Parola pazzesca, bellissimo, e appunto e invece è questa forza che deve trovare, la volontà di bere questa fiala che le darà una morte apparente, ma lei non è certa che si risveglierà, o se si risveglierà sola nella tomba, perché non è certa di trovare Romeo. Quindi lì è racchiuso il conflitto tra lei ragazzina e la donna che deve fare una scelta. Oggi i ragazzi hanno tutto molto facile, o forse tutto troppo difficile. Forse dovrebbero essere aiutati di più. Questo è quasi, no? Da Amleto, cioè è un quesito. È un quesito, è troppo facile o troppo difficile. Shakespeare torna e ritorna, no? In questo caso. Sì, bisognerebbe andare nell'intimo di ogni anima, perché poi se tu, quando conosci i ragazzi giovani da vicino, è un mondo meraviglioso, e loro vogliono vedere la bellezza, hanno bisogno di vedere la bellezza, hanno bisogno. Però per chiudere, siamo quasi davvero in chiusura,
una cosa l'abbiamo capita, Shakespeare ce l'ha fatta capire, che al centro di tutto questo fortunatamente ruota, poi bisogna vedere con quali sfumature, con quali sfaccettature, l'amore. Certo, e quello è sempre stato il centro di tutto. Il nostro bisogno è, come dire, radicato nel sentimento, no? Sentimento e bellezza, perché in fondo siamo tutti ricercatori di bellezza. E qui nel nostro percorso, diciamo, di vita ci sono vari gradi di bellezza, ma noi siamo sempre insoddisfatti. E quindi cerchiamo una bellezza attraverso l'arte, attraverso lo spirito, per raggiungere poi quella di Dio, che è la bellezza suprema nella quale tutte quante si vanno a finalizzare. Si vanno ad incontrare. Esatto. Sì. Sì, sarebbe poi da completare il discorso per capire, ma non c'è l'interprete cioè l'attore che ha interpretato Romeo, per invece capire chi è Romeo oggi e dove va, però sappiamo che insomma il mondo di oggi ci offre tantissime opportunità. A proposito di questo, no? Siamo nell'era della globalizzazione, siamo nell'era del mondo a portata di click, ma evidentemente però il lavoro di recupero della nostra identità culturale, storica e anche della lingua è importante ancora di più forse oggi, perché oggi siamo portati a guardare all'estero, abbiamo prima guardato all'Europa, forse prima all'America, poi all'Europa, stiamo guardando ai mercati asiatici, però ci stiamo facendo forse attrarre un po' troppo e stiamo di fatto abbandonando quello che era un percorso, invece un tracciato che al contrario gli altri continuano a valorizzare, no? Non a caso l'Italia e soprattutto la Sicilia è una delle mete preferite dai turisti, di un certo turismo, di quello che arriva in Sicilia per scoprire le radici storiche e culturali, e non solo il mare, il sole e l'Etna, no? Certamente, e questo ci deve anzi rafforzare, vedere che c'è questo amore per la Sicilia, per i siciliani, perché i turisti sanno quando siamo accoglienti, quanti sentimenti esprimiamo quando li abbiamo vicino, no? Ma siamo anche un popolo di cultura. Io credo che il popolo siciliano sia uno dei popoli più antichi. Qui abbiamo potuto esprimere il primo Parlamento, tante cose importanti, la scuola siciliana di Federico II di Svevia, tante altre cose, grandi poeti, grandissimi poeti, il Veneziano, l'Asmundo e tanti altri, stiamo qui il Meli. Quindi dobbiamo recuperare, come lo dico, non lo dico io, ma questa è una cosa scontata, non c'è futuro se noi non abbiamo, come dire, un approccio con il passato. E quello è la chiave di tutto, no? Guardare allora al passato, vivere il presente per poi guardare al futuro. Io ringrazio gli ospiti di questa puntata, il tempo è quello che è, ma potevamo stare qui anche un'altra ora, perché quando si parla di cultura e quando si parla della nostra identità davvero il tempo corre e va velocissimo, per cui io ringrazio intanto Pino Parisi, grazie che è membro di questa associazione culturale Cuore Mio, anche videomaker in occasione, e poi naturalmente Ornella Brunetto. Speriamo di riaverti presto, perché poi per conoscerti anche meglio, insomma oggi abbiamo avuto poco tempo a disposizione, e così come ringrazio, sono stati ospiti nella prima parte del nostro salottino naturalmente Giusy Di Mauro, poetessa anche lei, membro di questa associazione culturale che è Cuore Mio, e Antonio Sozzi. Sicilia Cuore Mio, scusa, giusto, però è la fretta, dobbiamo chiudere, che sono stati ospiti nella nostra prima parte, dicevamo Antonio Sozzi. Chiedere scusa a Rosaria Passamonte della redazione di Globus Magazine, non c'è stato lo spazio oggi necessario, grazie a Salvo Ferigno ed Ence Fedele che hanno curato la parte tecnica e la regia. Ci salutiamo qui, ma vi lasciamo in musica con le note di Ligabue, che oggi festeggia il compleanno. Da Salvo Russo è tutto, alla prossima.